È proprio in via Vittorio Veneto, dagli espositori carnici, che i ladri e anche i vandali hanno colpito. Alcuni stand sono stati derubati del fondo cassa, in un caso addirittura è stata staccata la spina dei frighi ed è stata persa tutta la merce. Questa mattina abbiamo trovato le fascette e le porte aperte. A noi nello specifico non è che ci hanno portato via un granché, ma solo spicciolini di quelli di rame. L'anno scorso invece abbiamo subito dei furti di prodotto e niente, ci vorrebbe un po' di sorveglianza in più, perché con quello che paghiamo e quello che lavoriamo ce lo meritiamo anche. È stato visitato anche il suo stand? È stato visitato, però diciamo hanno messo tutto sottosopra, però in realtà non hanno preso niente, perché né soldi né fondo cassa, avevamo portato via tutto. E che cosa le hanno portato via? Noi avevamo una cassetta dove avevamo gli spiccioli, così hanno preso questa cassetta di legno con degli spiccioli dentro, niente di importante, però insomma il fatto che siano solo entrati, nonostante ci sia la guardia, insomma tutta la notte, sono riusciti a passare in quasi tutti gli stand della nostra fila. Ci hanno staccato la luce. Io vorrei dire a questi vandali che non so se sono abituati a lavorare, ma per staccare dei fili ai frighi vuol dire buttare via un sacco di ore di lavoro degli agricoltori, gente che dignitosamente dalla mattina alla notte lavora per fare questi prodotti naturali. È una vergogna, non hanno dignità queste persone, che si vergognino profondamente.